In questo appartamento non so chi ci sia, suona il campanello, si apre la porta e c'è Wes Anderson in vestaglia, con la vestaglia a scacchi scozzese come l'avrei immaginato, che mi invita a fare colazione con loro. E a tavola c'è Tilda Swinton e Francis McDormand, insomma 5 premi Oscar, un fotografo di fama mondiale. No, aspettate un attimo. Ho fatto un passo indietro, ho guardato, è l'indirizzo giusto. Dico no, preferisco preparare l'attrezzatura per fare il lavoro. Vado di là e quando queste attrici vengono per fare le loro registrazioni ho capito quanto un regista che ha conoscenza ovviamente delle possibilità dell'attore può chiedere. È uno degli esempi audio che faccio sempre sentire ai ragazzi quando faccio dei corsi o delle masterclass. Quanto in una frase stupida come può essere per domani il tempo è previsto nuvoloso e potrebbe essere che nevichi, può avere delle inclinazioni diverse, con più speranza, con più tristezza, con più felicità. E a queste cose a cui buona parte degli attori italiani si sarebbe messa a ridere, senza neanche discutere, queste due attrici, concentrandosi solamente su quello che stavano facendo con la voce, riuscivano ad ottenere esattamente quei risultati.